Il massiccio calcareo dell'Alben fa da crinale alle valli Brembana e Seriana nella Bergamasca. La ferrata Maurizio si sviluppa sul versante nord, in territorio brembano, risalendo l'anticima est del Monte Croce. Raggiungiamo la conca omonima a 1340 metri di quota. Vi si arriva da oltre il colle lungo via Drago, l'ultimo tratto su buon sterrato, oppure dal colle di Zambla imboccando via Colle, in questo caso quasi completamente su fondo non asfaltato ma in ottimo stato. L'area di sosta è ampia, già alla partenza il vertiginoso itinerario si mostra in tutto il suo sviluppo. Ci incamminiamo per prati rimanendo sulla sinistra della pista da sci e una chiara traccia, alzandosi, piega verso destra rimanendo sotto il vallo di protezione dello ski lift. Lo sormontiamo e lo percorriamo brevemente a ritroso fino a un piccolo pianoro a 1520 metri, dove indossiamo in brago kit da ferrata, guanti e caschetto. Pochi minuti ed ecco il cavo metallico. Nella parte iniziale, prendendo quota sulla destra, ci aiuta a superare le forti pendenze fino a un tratto non difficile, seppur da non sottovalutare. Lo si segue portandosi verso sinistra, lungo una cengia che arriva ad attraversare il canale dove ha inizio l'arrampicata vera e propria. La ferrata è esposta, ottimamente attrezzata ma pure ricca di appoggi naturali. Non mancano i passaggi atletici e strapiombanti. La prima parete, oltre che dalla verticalità, è caratterizzata da un paio di traverse, un diedro, roccette e un camino. Non impossibili ma non per principianti. Un breve pulpito su sentiero attrezzato consente di tirare il fiato e indirizza al secondo muro. Un nuovo diedro è forse il passaggio che richiede maggiori abilità e capacità tecniche. L'arrampicata continua su parete con molti appigli. Guadagnata la cresta sommitale si è in pratica sull'anticima est, la zona è detta anche cima piatta. In una quindicina di minuti con brevi parti attrezzate ci si trova alla selletta che incrocia la via normale che porta al Monte Croce a 1975 metri. Si rientra dalla via normale, il segnavia è il 501 toccando il passo della Forca. Poco prima della stradina che arriva dal colle di Zambla si può optare per un sentiero nel bosco che porta al parcheggio. In alternativa dalla vetta del Monte Croce scendiamo dalla cresta ovest tra roccette alla Forca Larga e poi per un ripido sentiero raggiungiamo la zona della pista da sci.